Buongiorno, buona domenica a tutti voi. È entrata ufficialmente in vigore l'ora legale, sono le 10:32, staremo insieme fino a questa sera. Parte questa mattina l'edizione straordinaria e poi ovviamente questa sera alle 19:30 sarà in onda il telegiornale di Treviso. Torniamo a parlare dell'emergenza, lo facciamo dando subito voce al Premier Conte, che ieri sera intorno alle 19:30 ha lanciato il suo messaggio agli italiani. Di fatto era un messaggio agli italiani, ma anche ai primi cittadini di tutta Italia, perché sono in arrivo dei fondi, sono in arrivo degli stanziamenti proprio per i comuni, 4,3 miliardi di euro che verranno prelevati dal Fondo di solidarietà, quindi di fatto sono soldi che i comuni hanno già, ma potranno spendere per far fronte a questa emergenza. E poi attraverso un'ordinanza della Protezione Civile ci sono 400 milioni che saranno distribuiti alle famiglie in difficoltà. Allora mandiamo subito l'estratto di Conte di ieri sera e poi torneremo qui e lo commenteremo assieme. E le nostre strutture abbiamo lavorato intensamente per varare subito un provvedimento di grande urgenza, di grande impatto. Coinvolgiamo i comuni, i sindaci. I sindaci sono le nostre sentinelle, le nostre prime sentinelle, le prime antenne per quanto riguarda le comunità locali, per quanto riguarda le necessità dei cittadini. Allora ci affidiamo a loro. Disponiamo, appena firmato, un DPCM che dispone, a loro giriamo la somma di 4 miliardi e 3 a valere sul Fondo di solidarietà comunale, un anticipo del 66% che giriamo ai comuni. Lo facciamo in anticipo rispetto alla scadenza che era prevista a maggio. Ma al di là di questo, forse la cosa più importante che adesso riguarda i cittadini, molti cittadini, ahimè, che ci ascoltano e che sono in grandi difficoltà, è che con una ordinanza della Protezione Civile noi aggiungiamo a questo fondo 400 milioni. Questi 400 milioni è un ulteriore anticipo che destiniamo ai comuni con il vincolo di utilizzare queste somme per le persone che non hanno i soldi per fare la spesa. Allora, come arriveranno questi soldi ai comuni? Avete sentito, si tratta di buoni spesa per acquistare generi alimentari e altri beni di prima necessità e ovviamente per accelerare i tempi ci sarà una distribuzione diretta di questi beni attraverso tutti i canali, quindi i canali delle reti sociali dei comuni e ovviamente ancora in campo la protezione civile. C'è un po' di confusione in questo momento tra i sindaci, tutte le amministrazioni comunali stanno lavorando, abbiamo appena sentito da Padova, il tavolo è già aperto con il sindaco Sergio Giordani, stanno tutti lavorando per capire come poter iniziare a spendere questo denaro e poi ci saranno anche saranno favorite le donazioni perché non si tassa la solidarietà, così il leader del governo ha detto anche al mondo della grande distribuzione, invitandola a praticare ulteriori sconti del 5-10% per chi ne ha più bisogno. Arriveranno dunque buoni spesa, ci saranno nuovi congedi parentali. Prima di sentire un nuovo piccolo estratto di Conte e poi il commento del sindaco Mario Conte di Treviso, vediamo se mi posso collegare già con la nostra Ilaria Marchiori che è in collegamento, eccola qui la nostra Ilaria, è in collegamento da Marghera. Sapete che anche oggi, come ormai avviene da 2 settimane alle 12:30, ci sarà il punto stampa presso la sede della Protezione Civile con il Presidente Luca Zaia per dare i numeri e ovviamente tutte le novità della giornata. Con la nostra Ilaria Marchiori c'è anche l'assessore del Comune di Venezia. Ilaria, buongiorno. Sì, buongiorno Anna, buongiorno a tutti i telespettatori, siamo qui a Marghera, come vedete alle mie spalle, rigorosamente tutto chiuso come mai ormai da settimane e settimane. Insieme a noi c'è l'assessore alle attività produttive, alla coesione sociale del Comune di Venezia, Simone Venturini. Come vedete stiamo adottando le opportune distanze, quindi questa è l'inquadratura odierna. Non so Anna se tu abbia già fatto sentire alcune parti del discorso del
Premier Conte, però proprio a questo proposito l'assessore Venturini, che ringrazio tra l'altro per essere qui con noi, ci vuole illustrare alcune osservazioni che sono state portate proprio al tavolo, anche alla luce di una riunione che è stata fatta questa mattina, possiamo dire anche all'alba, visto il cambio dell'ora, insieme al sindaco Brugnaro e ai tecnici competenti rispetto a quanto dichiarato dal Premier Conte ieri sera. Perché, Assessore? Abbiamo esaminato le prime bozze del decreto e le linee guida e la nostra impressione è che siamo davanti un po' a un bluff. Apprezziamo comunque l'impegno di sostenere i comuni e le dichiarazioni fatte da Conte vanno benissimo, alle dichiarazioni vanno fatte seguire i fatti. I fatti dicono che questi 4,3 miliardi che Conte ha annunciato per tutti i comuni erano soldi che già sarebbero spettati ai comuni, spettano ogni anno i comuni li ricevono, solo che invece di riceverli a maggio li riceveremo ad aprile. Sono soldi già impegnati, quindi non possono essere spesi per altre cose. Quindi quei 4,3 miliardi altro non sono che soldi che i comuni avevano già, semplicemente li riversano in banca un mese prima. Gli altri 400 milioni sono la vera novità. 400 milioni su 60 milioni di abitanti sono poca cosa, ma il problema vero è che dai nostri timori, dalle prime bozze che circolano, non saranno distribuiti ai comuni sulla base della popolazione residente come criterio unico, ma saranno distribuiti con criteri legati agli indici di povertà strutturale, relativa e altri vari indici che faranno finire il grosso di questa somma, di questi 400 milioni, tutti ai comuni e alle regioni del sud. E quindi di fatto ai veneti, ai veneziani, alle persone del nostro territorio arriverà ben poco, temiamo, e tra l'altro per ora c'è l'annuncio di Conte, non c'è ancora un decreto ufficiale, non sappiamo quindi domani cosa dire ai cittadini. Quando lo scopriremo, quando capiremo anche come distribuirli questi soldi, perché non c'è un criterio guida, vi daremo comunicazione. Ad oggi quindi tanto fumo e, come si dice, ben poco arrosto purtroppo. Quindi insomma lei sostiene che qui arriveranno le briciole? Temo di sì e lo dicono insomma le prime bozze che stanno circolando. Speriamo di essere corretti da un decreto ufficiale, anche se dubito. Dubito perché questo provvedimento di questi buoni spesa da distribuire ai cittadini bisognosi è un provvedimento che arriva dopo 2 giorni in cui i ministri del Sud, rappresentanti delle regioni del Sud, hanno minacciato, hanno detto che il Sud rischiava la rivolta, il fuoco e fiamme, i lavoratori in nero come faranno, eccetera. Quindi è un provvedimento che nasce su una spinta forte e precisa di una serie di popolazione e di leader di popolazione che abitano appunto in quelle regioni. Il ministro Provenzano continua a dire che dobbiamo estendere i provvedimenti per chi lavora in nero, la di cittadinanza, eccetera. Quindi questo provvedimento arriva su quell'onda emotiva e dà questa risposta. Secondo me nasce con questo scopo: tenere buone tutta una fascia di popolazione, specie al sud, attraverso un provvedimento che avrà però l'effetto contrario, Ilaria, perché la popolazione si aspetta, avendo fatto questa conferenza in pompa magna, un sacco di soldi che arriveranno ai comuni, che i comuni dovrebbero girare poi alla popolazione. In realtà, quando la gente scoprirà che qua ai comuni è arrivato ben poco e che questi soldi finiranno in un giorno, perché sono veramente pochi, la gente si arrabbierà ancora di più. Io sono preoccupato anche di questo. Ecco, tra l'altro sono stati coinvolti proprio a 360 gradi i sindaci. Sì, in realtà coinvolti dopo, perché nessuno ci ha chiamato per scrivere il provvedimento insieme. Abbiamo appreso ieri all'ora di cena che Conte stava per discutere e presentare questo provvedimento, dicendo: cari sindaci, ho qualche spicciolo, ve lo lascio, poi sono affari vostri come distribuirli fondamentalmente, lasciando quindi ai sindaci l'ingrato compito di stabilire come distribuire queste risorse. Allora ci dicono di farlo con meccanismi flessibili e ben volentieri lo faremo con meccanismi flessibili, ma ripeto, essendo pochissime risorse vanno date veramente a chi ne ha bisogno. Su questo dovremmo fare soprattutto autodichiarazioni, perché i CAF sono chiusi, gli ISEE non si possono fare, i documenti comprovanti alcune situazioni di difficoltà economica non si possono fare, e quindi il rischio che vengano distribuiti un po' così a pioggia con qualcuno che si infila anche non avendone diritto sarà enorme. Dico anche che, ben sapendo, e questo provvedimento così tanto fumo e poco arrosto del governo finirà in una bolla di sapone, come comune stiamo raggranellando in tutte le parti del bilancio comunale possibili risorse da destinare a un rinforzo dei servizi sociali e a un rinforzo di una risposta comunale con soldi del comune, perché temiamo che questi soldi daranno solo un piccolo aiuto simbolico e nulla di più. Ecco, Assessore, tra l'altro lei che insomma segue passo dopo passo le attività, no, del veneziano,
soprattutto le piccole attività. Lei ha contatti costanti da sempre, no? Con gli artigiani, con chi ha delle piccole attività, tante a suo avviso non riapriranno più. Qui tocchi il vero tema. Questi aiuti così a pioggia sono utili per tenere buoni alcune situazioni, specie appunto nel meridione, ma la vera domanda che il Veneto sta ponendo, il Veneto e la Lombardia stanno ponendo al resto del paese è chiara. Ci servono risposte strutturali per far sì che tra 2 settimane, un mese, le imprese possano riaprire. Se la situazione è questa, continua ad essere questa, e gli unici provvedimenti che fa il governo sono di questo tenore, il rischio è che molte imprese tra un mese non riapriranno. Allora il vero tema su cui un governo dovrebbe focalizzarsi, come sta facendo la Germania, è fare in modo che la gente non perda il lavoro, non aiutarla solo quando l'avrà perso tra un mese e che le fabbriche perso tra 2 settimane o ora. Dobbiamo puntare a dare lavoro, salvaguardare i posti di lavoro che saranno sempre più sacri e sempre più rari purtroppo, piuttosto invece di distribuire a pioggia senza alcuna strategia. Ecco, allora avete sentito Ilaria, la situazione del veneziano con... Ilaria, scusami, puoi chiedere all'assessore che cosa ne pensa del lancio di queste aperture graduali delle attività che non saranno necessarie? Cioè da qui a un mese ancora probabilmente tutto sarà chiuso. Sì, mi chiede la sua opinione sulle aperture graduali, anche quelle non essenziali, la sua opinione. Adesso io continuo a ribadire che i medici devono fare i medici, i virologi, gli imprenditori, e chi governa deve ascoltare tutti e poi fare delle scelte. Allora, in base a come andrà l'onda epidemiologica, in base a come andrà anche l'onda dei contagi e della situazione sanitaria, si potrà fare una proiezione, una prospettiva. È evidente che nulla sarà più come prima e quindi probabilmente molte nostre abitudini, anche in alcune situazioni produttive, ma anche nella vita quotidiana, cambieranno. I grandi affollamenti, le code fuori dal cinema, fuori dalle poste, le riunioni tutti insieme in una stanza. Questo virus ha cambiato queste abitudini. È evidente che probabilmente bisognerà adottare delle precauzioni rafforzate quando tutto sarà finito e alcuni stabilimenti produttivi riapriranno, per evitare alcune situazioni di troppa vicinanza, per evitare il contagio cosiddetto di ritorno. Sono situazioni che sicuramente saranno adottate, che riguardano il mondo produttivo, ma soprattutto anche i cittadini comuni, quando andiamo a prendere l'autobus, il pane, la pasta, la frutta, o quando ci mettiamo in coda alla posta. È cambiato un mondo, purtroppo, sarà un mondo probabilmente più povero nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Dobbiamo riuscire a ridurre questo danno, perché più riduciamo il danno, meno forte sarà la sberla che questa crisi ci darà, e sarà una sberla comunque forte. Ecco, avete sentito, Anna, dunque parole forti da parte dell'assessore Venturini, con anche delle giuste osservazioni alla luce anche di quanto dichiarato proprio ieri sera dal Premier Conte. Noi ci sposteremo a brevissimo nella sede della Protezione Civile a Marghera per il consueto punto stampa con il governatore Zaia, quindi se non ci sono altre domande io restituisco la linea. Sì, grazie mille Ilaria, buon lavoro. Allora 12:30 ci vediamo dopo con te, il Presidente. Grazie, buon lavoro. Allora, noi adesso abbiamo sentito l'assessore del Comune di Venezia, andiamo subito a sentire invece il primo commento a caldo del sindaco di Treviso, Mario Conte. Anche lui ha paura che sul territorio arrivino le briciole, lo ha sentito per noi Cristian Arboite ieri sera. Ovviamente non bastano questi 4,3 miliardi, ma di sicuro è un primo messaggio che va nella direzione di sostegno alle famiglie. Io ci tengo ad evidenziare, perché ho sentito parlare anche di un fondo di 400 milioni da suddividere nei paesi, io ci tengo a sottolineare che Veneto e Lombardia dall'8 di marzo stanno contando i morti, e quindi non vorrei che ci fossero altri fattori che poi vadano ad incidere nella distribuzione di questi fondi, perché noi dall'8 marzo abbiamo di fatto cominciato ad azzerare la nostra economia, quindi non ci sono situazioni pregresse che possono incidere. Qui bisogna analizzare l'emergenza coronavirus, su questo ci dobbiamo concentrare, e credo che le regioni che più sono state colpite da un punto di vista numerico delle vittime e ancora stanno subendo questa grande emergenza siano anche le regioni che più devono essere aiutate. Da questo punto di vista sono convinto che ci saranno i margini per poter discutere. Per quanto riguarda i fondi per le famiglie in difficoltà, bene, l'unica cosa che io chiedo
è se possiamo evitare di venire a sapere di queste iniziative, seppur positive, al sabato sera e soprattutto sarebbe bello sapere le cose prima che magari vengano annunciate in televisione, perché adesso noi ci troviamo nella condizione di dover far fronte a centinaia di risposte, dubbi, perplessità, appelli dei cittadini che hanno sentito giustamente il Premier Conte in televisione, ma non abbiamo un pezzo di carta sul quale poter rispondere, no? E quindi sarebbe bello che ci fosse una condivisione a tutti i livelli, dal governo fino ai comuni, dove ci si mette d'accordo su quello che bisogna fare e dopodiché, una volta che si ha il documento, si va in televisione a presentarlo. Ma ho capito che con questo governo queste modalità non funzionano, perché prima si annuncia e poi si faranno avere i decreti. Speriamo di averlo domani o dopodomani, perché l'ultima volta, prima di avere il decreto, sono passati anche 3 giorni. Ecco, così Mario Conte, sindaco di Treviso. Adesso io vi faccio vedere attraverso il nostro computer una bella immagine, un'immagine che è andata in scena ieri sera, dove tutti gli ospedali dell'ULSS 2, per far sentire la loro vicinanza a chi lavora dentro, in trincea, medici, infermieri, si sono colorati dei colori del tricolore. Ecco, queste qui sono le immagini della facciata, le vedete? Guardate che bello, il tricolore che sta sventolando sui balconi di molte case del nostro paese, e questa è stata la bella iniziativa che è andata in scena ieri sera in tutti gli ospedali che afferiscono all'ULSS 2. Vi do anche un'altra notizia che è arrivata da poco. Parliamo di mascherine, 140 colli contenenti 240.000 mascherine da devolvere al personale sanitario del Veneto sono giunti ieri da Fiumicino a Venezia a bordo di un velivolo della Guardia di Finanza. Per il trasferimento del materiale sanitario, organizzato in via d'urgenza su richiesta della Protezione Civile, è stato utilizzato uno dei nuovissimi ATR 72 del gruppo Esplorazione Aeromarittima di Pratica di Mare. Il servizio aereo della Guardia di Finanza è vicino a chi più ne ha bisogno, così ha sottolineato in una nota la Guardia di Finanza. Andiamo a vedere insieme invece un servizio realizzato dalla nostra redazione di Vicenza, che parla delle limitazioni imposte da questa emergenza sanitaria. Ovviamente la parola va all'imprenditoria. Avete sentito che Conte ha parlato delle persone che hanno più bisogno, ma poi c'è tutto il tessuto produttivo del nostro territorio che è già in sofferenza. La questione che in questo momento più preoccupa le imprese, più preoccupa Confartigianato Vicenza, è la crisi di liquidità. È il problema che abbiamo di far fronte a quelli che sono gli impegni di fine mese, è il problema che abbiamo nel far fronte a tutte le scadenze, queste, quelle immediate, ma non solo queste, avere liquidità poi per la ripartenza, perché prima o poi il coronavirus finirà e avremo bisogno di ingenti finanziamenti per poter far fronte a quelle che sarà la ripresa del lavoro, quando poi tutto ricomincerà. Ecco, queste sono le cose che in questo momento più pressano le imprese, assieme all'altro problema che è quello che chi ha l'impresa chiusa non la può andare a visitare. Ebbene, poter andare a vedere la propria impresa, dove all'interno ci sono i propri macchinari, dove c'è il proprio magazzino, dove possono esserci anche milioni di euro di patrimonio tra macchinari e magazzino, questo ci dà veramente delle preoccupazioni importanti. Bisogna che il governo, in maniera molto veloce, dia la possibilità agli imprenditori di poter andare a visitare le imprese. Così Confartigianato Veneto, allora è arrivata la nuova tabella con i dati, ve la stiamo dando ormai 2 volte al giorno. C'è la tabella del mattino, quella della sera con i dati aggiornati, emessa dall'azienda Zero per capire un po' l'andamento dei contagi. Sono i famosi numeri che vi dobbiamo dare necessariamente per dovere di informazione. Allora, rispetto a ieri c'è stata un'impennata di casi, non potete vederla bene, io ce l'ho qui sul mio computer ma non riesco ad ingrandirla, eventualmente dopo prepareremo una grafica, vi dico soltanto i numeri. C'è stata un'impennata di casi, più 258 casi positivi, quindi 258 casi in più di Covid-19 nella nostra regione. I casi dunque salgono a 8.358, sono 20.064 i soggetti che si trovano in isolamento domiciliare, 14 nuovi decessi. Ieri eravamo riusciti a darvi qualche buona notizia, per esempio per quanto riguarda il cluster trevigiano, non c'erano stati decessi, la situazione si era stabilizzata. I casi afferiscono maggiormente all'azienda ospedaliera di Verona, ci sono
6 decessi presso l'azienda ospedaliera di Verona, ma poi vedremo insomma, di sistemare meglio in grafica questa tabella, ve la faremo vedere. Allora adesso vi faccio invece sentire il messaggio del sindaco Sergio Giordani, un messaggio che ha preparato per i suoi cittadini in questo momento di emergenza. Vi dicevo che stiamo cercando di contattare il sindaco, ma anche lui è da questa mattina all'alba con la giunta a cercare di ragionare su come muoversi adesso, anche perché per distribuire i soldi che arriveranno si utilizzeranno i soliti canali, quindi quelli dei servizi sociali dei comuni e ovviamente ancora la protezione civile. Cari padovani, questo mio messaggio arriva a voi quando siamo a metà di una traversata nel deserto. Ma grazie ai vostri sforzi e alla nostra meravigliosa sanità pubblica e anche grazie al prezioso aiuto di tutti voi, noi sappiamo che ce la possiamo fare. Parla dal suo studio, affacciato su un listone, cuore pulsante della città, semivuoto come accade tutti i giorni a Padova, il sindaco Sergio Giordani. L'invito ai cittadini è chiaro, non abbassate la guardia, non è ancora il tempo. Proteggere Padova significa innanzitutto stare a casa, per chi può farlo. Per tutti gli altri che lavorano nel pubblico e nel privato e mandano avanti la comunità, chiedo e mi sto adoperando perché possano avere più elevata protezione. A tutti loro, agli eroi di ogni giorno, rivolgo un grazie dal profondo del cuore. Siamo in emergenza e in emergenza non si fanno polemiche, si lavora e basta. È il momento dell'unione questo, con l'obiettivo di uscirne tutti in salute e il grazie va a ogni padovano. Vi ringrazio perché ci state aiutando senza divisioni. Ringrazio Conte, ringrazio Zaia, ringrazio i medici, gli infermieri, le autorità, i volontari, le forze dell'ordine e tutti quelli che sono in prima linea. La Giunta sta lavorando, aggiunge, distribuzione di mascherine, attivazione di un canale con la Cina per l'arrivo di dispositivi di protezione, sanificazione delle strade, vicini a chi ha bisogno, anziani, diversamente abili, poveri. Lavare le mani e stare a casa, l'invito pressante e infine la speranza. Infine vi dico che non dobbiamo farci prendere l'ansia del futuro. Abbiamo già passato momenti duri, guerre, emergenze e ci siamo sempre rialzati. È probabile che il mondo verso cui andiamo non sarà più quello che abbiamo conosciuto finora, ma consapevoli della nostra forza ci rimoccheremo le maniche e risorgeremo. Così il sindaco Sergio Giordani. Allora è arrivato dal nostro collega Lorenzo Maier il decreto per quanto riguarda la gestione di tutta questa Quaresima, ma anche delle Sante Messe Pasquali per la Domenica delle Palme, per le indicazioni per i vescovi per come gestire l'emergenza e come gestire anche le celebrazioni. È questo qui che ho sul mio computer, decreto sulle celebrazioni in tempo di pandemia del Patriarcato di Venezia. Ad esempio vi leggo alcuni passaggi, tra l'altro tra 5 minuti potremo assistere insieme alla celebrazione, la messa officiata proprio dal Patriarca di Venezia. Per quanto riguarda ad esempio la celebrazione della Domenica delle Palme, la commemorazione dell'ingresso del Signore a Gerusalemme si deve celebrare rimanendo all'interno dell'edificio sacro, siano essi la chiesa cattedrale, le chiese parrocchiali o altri luoghi di culto. Per le celebrazioni nelle parrocchie e negli altri luoghi si potrà utilizzare esclusivamente la terza forma tra quelle previste dal Messale romano, quindi non è consentito l'uso della prima forma o della seconda forma, poiché la terza forma non prevede la benedizione degli ulivi. I parroci potranno, superata la situazione di pandemia, in una celebrazione domenicale benedire i rami d'ulivo con un opportuno formulario scelto tra quelli offerti dal benedizionale e distribuirlo come segno gioioso dell'assemblea che ritorna ad incontrarsi liturgicamente all'altare del Signore. Che cosa vuol dire questo? Che non sarà ovviamente possibile la benedizione degli ulivi nella Domenica delle Palme, ma potranno scegliere un giorno, quando tutto questo sarà finito, in cui poter fare la benedizione dei rami d'ulivo e quindi portare alla comunità il messaggio che ne consegue. Dunque
Poi vi leggeremo con calma anche tutte le altre prescrizioni per le altre messe legate a questo periodo pasquale. Tra pochissimo, dicevo, una nuova messa, avete visto quella officiata dal Monsignor Michele Tommasi, il Vescovo di Treviso, a breve quella officiata dal Patriarca di Venezia. Abbiamo ancora pochi minuti da passare assieme, allora io chiedo alla regia di mandare in onda un servizio prezioso che abbiamo realizzato, in cui lo psicologo dell'Ufficio Salute e Igiene del LUS Vicentina spiega come affrontare questa emergenza, perché è un'emergenza in cui molte persone sono in difficoltà perché hanno cambiato le proprie abitudini e quindi hanno bisogno sicuramente di una guida in più in questo momento difficile. È il servizio psicologo dell'US 8. Vediamo se riusciamo a mandarlo in onda. Grazie. È un'incredibile condizione collettiva questa, in cui realmente forse possiamo dire in questo momento possiamo sentirci realmente parte di una comunità e dobbiamo essere comunità, no? Ma non perché è un principio etico, ma perché è una condizione oggettiva. Quindi sentirci solidali, sentirci presenti, comunicare, no? Sentirci parte di una comunità è veramente estremamente importante. Possiamo reagire riconoscendo le basi sicure della nostra esistenza, che non sono tantissime. No? Stiamo sperimentando l'eliminazione del superfluo e ci viene chiesto di vivere l'essenziale, la salute, no? I bisogni, no? e la protezione. C'è uno spazio di dinamicità, no? Ci può essere lo spazio del recupero, no? Delle relazioni, ci può essere lo spazio del recupero di una dimensione culturale, di un'introspezione, di un modo di osservarsi e di osservare quello che sta avvenendo, sospendendo anche un po' il giudizio, mettendosi in un'ottica un po' più pacata. Credo che questa crisi ci spinga alla sintesi, all'essenzialità, non solo nella vita, ma anche in senso psicologico. E quindi credo che nel dramma, no, sia un'esperienza che potrebbe, ecco, io non credo che necessariamente un problema diventi un'opportunità positiva, però sta a noi, no, prendere tutto quello che ci capita e farne l'uso migliore che possiamo. Dunque sta a noi, ci tenevo a mandare in onda questo contributo prima di lasciarci per la nuova celebrazione di questa domenica, la messa officiata dal Patriarca di Venezia. Grazie per essere stati con noi ci vediamo dopo la messa, come sempre siamo qui. A dopo.